Ciao a tutti, bentornati sul canale Virus 101 all'ennesima mini guida su Empyrean Galactic Survival. Allora, questa mini guida è assolutamente, completamente e interamente dedicata a cosa? Alla costruzione del nostro primo veicolo. Allora, come da tutorial qui a destra che stiamo seguendo in queste guide, come vediamo abbiamo un bel place e starter block. Poco esplicativo come termine, infatti bisogna andare a capire un attimo che starter block intendono. Fondamentalmente intendono dovete costruire un piccolo small vessel oppure un over vessel. Allora, noi oggi ci dedicheremo alla costruzione del nostro primo over vessel, quindi il primo veicoletto utile a spostarci. Non potremo ancora installargli le trivelle perché siamo di livello troppo schifo, ci mancano ancora 4 livelli per poter sbloccare la trivella automatica, quindi per il momento faremo un piccolo veicolo che ci servirà per andare in giro a sparare ai bestie che troviamo in giro su questo pianeta, insomma, o su un eventuale pianeta dove siete. Quindi costruiamo il nostro primo veicolo, cosa dobbiamo fare e cosa serve poi per costruire tutto e completare le voci che ci verranno indicate qui a destra. E una volta che completiamo il nostro primo veicolo, il tutorial iniziale, quindi questa mini guida che il gioco fornisce, va a completarsi e sparisce definitivamente e anche finalmente, direi a un certo punto, dalla nostra lista di azioni iniziali da compiere. Diciamo che appunto è una mini guida in mancanza di un tutorial fatto e finito per insegnare alla gente ai giocatori come funziona questo gioco, e si sono dedicati appunto a mettere delle istruzioni qui a destra. Ricordo sempre che questo è un gioco in beta, una beta di versione 5.5, è in programma in prossima uscita la beta 6. Ho già visto alcuni screenshot e alcuni video su chi ha avuto il modo di provarla e devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro di miglioramento dell'interfaccia, sui blocchi e su tante altre cose. Ma per ora siamo in 5.5 e andiamo a vedere come possiamo costruire il nostro primo veicolo. Quindi come al solito accediamo al nostro large constructor che possiamo utilizzare direttamente da qui o da qualsiasi altra parte siamo all'interno della nostra base. Ci basta premere il tasto P per aprire il control panel. Nella lista degli equipaggiamenti che possiamo controllare troviamo il large constructor, quindi lo selezioniamo, premiamo access e andiamo direttamente all'interfaccia del large constructor senza doverlo necessariamente cliccare di là. E prima di arrivare a fare questo video sono andato a recuperare un po' di ferro e un po' di cobalto. Perché quello che mi aveva assegnato, le quantità iniziali assegnate dal gioco, non sono sufficienti per completare la costruzione del veicolo dopo la costruzione appunto della base, dei proiettili, della torretta, insomma di quello che avete visto nei video precedenti. Quindi questo è quanto. E allora, diciamo che come inizio diciamo che ci siamo e andiamo subito velocemente alla costruzione. Quindi la prima cosa da fare è costruire il primo pezzo. Il primo pezzo, che è il cubo iniziale. Come per la base c'è il base starter, per gli altri veicoli abbiamo l'over vessel starter, lo small vessel starter e dopo, quando lo sbloccheremo, ci sarà anche il capital ship starter. Quindi questo è il cubo principale che servirà a creare un nuovo oggetto e al quale collegare poi tutto il resto, come stesse meccaniche per la base anche per i veicoli, solo sono un po' più piccoli. Comunque mettiamolo subito in costruzione. Il nostro bel large constructor, come vedete, si mette già al lavoro a costruire tutto quello che può servire. Noi intanto andiamo ad accedere al tech tree e cominciamo a sbloccare quello che ci serve mentre il costruttore costruisce. Allora, selezioniamo l'over vessel, cominciamo a sbloccare il generatore. Perfetto, sblocchiamo anche lo Spotlight Cube, che insomma può essere sempre utile. Sblocchiamo un Mobile Constructor che ci sarà utile in un secondo momento. Sblocchiamo la Fuel Tank, quindi sblocchiamo il sblocchiamo il serbatoio dell'ossigeno. La O2 Station non è necessaria e non è obbligatoria, quindi insomma lasciamola perdere adesso. Sblocchiamo il Gatling Gun, ci servirà. Sblocchiamo il primo abitacolo e via. Allora, abbiamo ancora un sacco di punti da poter utilizzare. Intanto andiamo a sbloccare quello che è prioritario, quindi l'RCS. È un modulo, come vedete qui,
che serve per girare e imbardare, quindi strumento di controllo dei propulsori che ci serve appunto per girare, eccetera, eccetera. Costruiamo i nostri primi propulsori, non vado a fare quelli grandi, no, tanto stiamo solo facendo una prova veloce. Facciamo l'over engine, l'overbooster non ci interessa, insomma dopo vedremo magari in un secondo momento. Sblocchiamo le docking pad, che queste invece ci serviranno. Invece per il drill, quindi per la trivella, insomma come vedete la sblocchiamo a livello 10, quindi ci servono altri 4 livelli per arrivare qua, un po' meno di 4 livelli, quindi per il momento lasciamola perdere, però possiamo già sbloccare il cargo box fatto per l'harvester module, in modo che dopo quando sarà il momento saremo già pronti, pertanto punti ne abbiamo ancora a sufficienza, non c'è nessun problema. Invece volevo sbloccare il cockpit quello aperto, quindi l'abitacolo aperto perché questo è chiuso. Possiamo sbloccare anche questo nel caso dopo, insomma, ce ne sono altri più o meno belli, dopo insomma sceglierete voi quello che vi piace, che vi aggrada di più in base al livello che avete raggiunto. Adesso 6 punti per sbloccare questo non mi interessa, quindi lo lascio chiuso. Nel frattempo il nostro Large Constructor dovrebbe aver terminato la costruzione del cubo di base, perfetto, eccolo qua. E mentre andiamo a fare le nostre considerazioni, cominciamo a costruire un po' di steel block, attacchiamo subito i filtri per gli overvessel, quindi tutto quello che andremo a costruire sarà già filtrato e costruito solo per questi veicoli. 8, 6, 14, 15. Sì, dai, facciamone altri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dovremo avere, eccolo qua, una bella ventina di cubetti che ci serviranno tutti. Andiamo già a mettere in coda quello che ci servirà. Cosa ci servirà? Ci servirà il serbatoio, il generatore, la stazione dell'ossigeno, il nostro cockpit. Scusate, non rimettiamolo lì. Allora, cosa stiamo costruendo? Il fuel tank, il generatore, l'ossigeno, il cockpit è già in costruzione, e i motori, almeno 2 di questi e almeno 5 di questi, l'RCS e 4 docking pad. Diciamo questo è il minimo indispensabile per riuscire ad arrivare a costruire il nostro veicolo. Quindi intanto cominciamo a recuperare i primi pezzi mentre lo lasciamo costruire. Andiamo a piazzare il primo cubo. Come vedete qui ho espanso un attimo per avere un po' di spazio in più per andare a costruire. Allora, piazziamo il cubo di partenza, eccolo qua, come vedete qui, adesso cadrà, eccolo qui, perfetto. Abbiamo il core, quindi il modulo di controllo, il cubo di controllo, più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bei cubetti qua a fianco. Perché? Perché vengono costruiti automaticamente per dare un minimo di base iniziale. Allora, noi adesso vogliamo espandere un attimo il nostro veicolo, quindi ci lasciamo anche, ecco qua, ci costruiamo un attimo una piccola struttura di base. Torniamo al Large Constructor, vediamo cosa ha finito di costruire. Perfetto, ha già finito di costruire l'abitacolo e tra un po' finirà di costruire anche il generatore. Visto che li ha già costruiti, me li vado a pescare già subito. Allora, l'abitacolo possiamo piazzarlo dove ci pare, avanti, indietro, destra, sinistra. Allora, diciamo che visto che monteremo anche una mitraglia, ne monterò solo una, facciamo così. Allora, qui metto il mio bel abitacolo e via. Poi abbiamo il generatore, abbiamo l'RCS e tante varie cose. Allora, il generatore possiamo piazzarcelo direttamente dietro, scusate, il fuel tank questo, no, allora, un attimo, andiamo a espandere un peletto di più il nostro trabicolo. Allora, questo è il carburante, scusate, è il serbatoio e lo mettiamo qua. Questo è il generatore e lo mettiamo qua. Insomma, come vedete, ecco qui. Allora, non scimmiatevi, cioè non diventate idrofobi all'inizio. Questo lo metto qui, quello lo metto lì, eccetera, eccetera. L'unica cosa che dovete stare attenti, premendo il tasto N e tenendolo premuto, si abilita un pannellino Building Tools, che è molto comodo per cosa? In questo caso Show Center of Mass, per cui qui vediamo il centro e la massa del nostro dispositivo, vediamo subito se è bilanciato, centrato, eccetera, eccetera, perché se dovessimo mettere più pezzi a destra che non a sinistra, vedremo appunto il suo centro di massa spostarsi. Questo è utile e comodo per capire appunto se il nostro veicolo sarà bilanciato o meno.
Ok, parla parla, intanto andiamo a recuperare quello che abbiamo costruito. No, non voglio andare al food processor per piacere, ho sbagliato a cliccare, sì, esattamente, large constructor access, infatti. Allora, recuperiamo l'ossigeno, recuperiamo i motori. Perfetto, allora vediamo un attimo la guida cosa ci dice. Add RCS, quindi l'ho messo in costruzione dopo l'RCS, sì, ovviamente. L'ho messo dopo i motori, quindi allora scusate un attimo, fermo la costruzione dei motori, do priorità all'RCS e rimetto in coda i motori. Questi li tolgo, 4 motori da costruire e 4 landing pad da costruire. E riaccendiamo e facciamogli costruire quello che serve. Nel frattempo quello che è costruito, dopo quello che manca, il Large Constructor si arrangerà autonomamente a fare. Nel frattempo, come vedete, quanti lingotti si è mangiato tutto il sistema, recuperiamo quello che abbiamo costruito e andiamo a piazzare l'RCS. L'RCS che è questo, è il nostro, come dicevo, modulo di comando e di controllo dell'imbardata, piegamento, bla bla bla. Quindi possiamo metterlo per esempio qua. Allora, e adesso ci dice aggiungete i motori. Ok, allora il primo motore possiamo aggiungerlo qua sotto. Allora, disassembliamo questo cubo, nessuno ci vieta di farlo. E così possiamo piazzare il primo motore, eccolo qua. Come vedete questo è il centro, 1, 2, 3, 4, quindi 1, 2, 3 e 4, perfetto, eccoci qua. Adesso dovremmo essere perfettamente centrati e bilanciati. Come avete visto questo pallino giallo si è leggermente spostato nel momento in cui ho aggiunto il propulsore qui dietro. Allora, visto che tanto siamo qua, recuperiamoci anche tutti gli altri motori, ne abbiamo altri due in costruzione, intanto andiamo a piazzare i primi tre. Allora, perché costruire così tanti motori? Allora, intanto quello dietro, il motore posteriore, ci servirà per la spinta in avanti. Dobbiamo fare un motore anteriore. No, andrò a piazzarlo dopo. Perché? Perché qui ricordatevi che lavoriamo sui 6 gradi di libertà, quindi alto in basso, a destra e a sinistra, rolla in alto, rolla in basso, eccetera, eccetera. Quindi per ogni asse XYZ ci servono due motori. Perché? Perché uno da una parte e uno dall'altra, detta proprio papale papale. Altrimenti non riusciremo a spostare un fico secco, quindi niente, sappiatela così. Come vedete adesso vi farò vedere, per esempio non ho messo il motore frontale che spinge indietro, quindi se io vado a riempire di carburante, andiamo a vederci, andiamo a guardarci da fuori, con Y accendo, ok, ok, potrò spostarmi lateralmente, potrò spostarmi in alto, pian pianino scendere in basso, anche perché non ho un propulsore che dall'altro mi spinge in basso, quindi così, ma non potrò tornare indietro. Come vedete il movimento è proprio lentissimo, mentre posso spostarmi molto velocemente in avanti. Ok, quindi questo è un attimo il primo test drive che diciamo che abbiamo eseguito su questo coso. Allora, come fermiamo? Semplicemente spegniamo i motori e lo lasciamo fermarsi. Perché? Perché non abbiamo il propulsore frontale che ci consente di frenare in questo caso e quindi di spostarci verso l'indietro. E questo appunto per farvi capire l'importanza di piazzare i motori sui 3 assi in opposizione, quindi ricordatevi che servono almeno sempre 6 motori da una parte e dall'altra. Ok, nel frattempo abbiamo costruito anche gli altri due. E qui finiamo di costruire i docking pad, quindi questi ci serviranno dopo. Allora, il gioco adesso ci ricorda che dobbiamo costruire un ammo box. Allora, adesso andiamo a piazzare gli ultimi propulsori, anzi il penultimo propulsore. Per fare ciò sfrutterò un attimo il drone perché mi serve, perché piazzerò il propulsore, quello... vabbè, potevo fare di meglio, vabbè, non importa tanto, chi se ne. Ok. Perfetto, adesso dobbiamo costruire un'arma e aggiungere l'ammo box. Quindi torniamo sul nostro Large Constructor, andiamo sulla sezione armi, abbiamo sempre il filtro attivo, costruiamo il Gatling Gun, recuperiamo intanto i docking pad. Ok, allora, oltre al Gatling dovremo costruire anche l'ammo box. Eccolo qua, Small Ammo Box, perfetto. Il Gatling utilizza proiettili me lo segno qui a fianco, da 15 mm, quindi andiamo qui, resettiamo i filtri, 30 mm, 15 mm. Non abbiamo abbastanza magnesio e invece sì che ce l'abbiamo semplicemente lasciato qui.
Perfetto, recuperiamolo, tra un po' dovrò anche spostarlo. Eccoci qua, perfetto. E costruiamo anche un po' di proiettili nel frattempo. Perfetto, perfetto. Allora intanto attendiamo un attimo che ci costruisca la prima arma e l'ammo box, anche perché dovremo decidere dove mettere l'ammo box e via. Sì. Visto che ci siamo in coda di costruzione, gli diamo anche la costruzione dello Spotlight Cube, quindi là. Ah, che bene, eccolo qua. Abbiamo la nostra prima arma, ottimo, ottimo, e andiamo a piazzarla qui davanti, dove ci siamo lasciati appunto lo spazio prima per mettere l'arma, in modo che abbiamo l'arma centrale. Questo mi dà la possibilità a questo punto anche di piazzare l'ultimo motore, e ce lo piazziamo dove? Di fronte al muso, proprio qui davanti al nostro cockpit. Ovviamente nessuno ci vieta di disassemblare questo cockpit a questo punto. Disassembliamo, via, 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 via. Un sacco di punti ferita sto coso. Perfetto. Nessuno ci vieta di fare così. Ok, e di ripiazzarlo qua sopra. Tanto è solo un modulo di controllo, ci serve per pilotare. Eccolo qui. Perfetto. Abbiamo costruito anche la nostra luce. Sì, forse se andiamo qua. Perfetto. Colpi. Ottimo. Adesso dobbiamo andare a piazzare l'ammo box. Dove lo piazziamo? Va dove ci pare. In questo caso lo possiamo piazzare anche qua dietro. Possiamo piazzare la nostra spotlight. Una volta che sarà pronta, la metteremo dietro l'abitacolo. Insomma, vediamo se funziona. Ho i miei dubbi, ma dopo vedremo se funziona. Dai. Vabbè, direi che di colpi ne abbiamo costruiti anche abbastanza e più che a sufficienza. Costruiamo velocemente la spotlight, tanto non ci mette tanto. Recuperiamo tutti i colpi. Sì, sono abbastanza. Ok, perfetto. A questo punto praticamente siamo andati a completare quasi del tutto il nostro trabicolo. Allora, mettiamogli la luce qua dietro, dopo molto probabilmente, così testiamo anche questa cosa, poi nel caso sposteremo, insomma, i moduli che ci interessa spostare. Adesso il gioco ci dice di aggiungere i docking pad, per farlo dovremmo farlo in modo un po' particolare. Allora, visto che ci siamo, mettiamoci qua. Insomma, diamo anche un minimo di aspetto decente a sto schifo di coso qua. Abbiamo 2 o 3 pezzi, insomma, però all'inizio, come così, insomma, non scimmiatevi troppo su sta cosa. Ok, 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 ok. Allora, questi andiamo a disassemblarli, tanto di là non ci sono e non ci servono. Perfetto. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere subito dal tutorial cosa c'è. Ah sì, docking pad e landing gears. Qui non abbiamo più niente in costruzione, perfetto. Come faccio a mettere i docking pad qua sotto? Allora, un trucchetto che ho scoperto, insomma che si usa mediamente, accendiamo il trabicolo, come vedete adesso possiamo tornare indietro perché ho messo il motore davanti, se andiamo in prima persona vediamo benissimo davanti nonostante il cuboide che ci siamo piazzati davanti al muso perché abbiamo alzato l'abitacolo. Ok, allora mettiamoci qua, come vedete è bello stabile, sta bello fisso centrato, che sto resettando l'imbardata, ok, ottimo, perfetto, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa facciamo? Scendiamo, ok, e adesso andiamo a mettere i docking pad qua sotto, quindi torniamo alla visualizzazione dal basso, cioè dal basso, dal nostro punto di vista in prima persona, mettiamo il primo docking pad, mettiamo il secondo, nel frattempo la torretta sta sparando come se non ci fosse un domani perché stanno arrivando un po' di droni nemici. Eccoli là, come vedete la torretta si arrangia in automatico a farli fuori e cosa bella e che ci piace. Quindi torniamo a Nobis, andiamo a piazzare gli ultimi 2 docking pad. Uno, vedete come si abbassa in base al peso che gli aggiungiamo. 1 e 2. No, cazzuola, ho sbagliato. Disassemble. Ok. Vediamo se abbiamo fatto danni ad altri moduli. No, perfetto. Andiamo subito a ripiazzare l'altro docking pad. Andiamo a piazzarlo. Orca. Dov'era? Ah, ok, proprio sotto il motore. Perfetto. Adesso si sta inclinando, ma va bene così.
Allora, adesso montiamo sul nostro trabicolo e andiamo a provarlo. E andiamo a provarlo proprio a pilotarlo. Come vedete ha una buona manovrabilità, si sposta a destra e a sinistra, esegue anche il roll, quindi oltre a muoversi sul suo asse ha proprio tutti e 6 i gradi di libertà. Allora, questi cosi sono comodi perché rispetto alla motoretta, diciamo, insomma, vi danno un'ottima mobilità. E all'inizio, dove è andato a finire il minigun drone che ci sta puntando qui? Probabilmente è caduto sotto la mappa. Vabbè, ogni tanto succede, mi è già capitato che succeda, nessun problema. Allora, ci abbassiamo un attimino, scendiamo dal nostro trabicolo, andiamo a recuperare quello che c'è dentro il drone che abbiamo appena abbattuto. Sì, l'altro drone, come vedete, è stato rimosso dalla partita. Non importa, eccoci qua. Perfetto. Adesso possiamo finalmente andare in giro, muoverci e divertirci a sparare ai nemici senza doverlo fare manualmente. Come vedete lì c'è un mostro aggressivo, cerchiamo di mirarlo e vediamo di sparargli. Ovviamente, non avendo grossa mobilità con sto coso, dovete fare un bel po' di attenzione quando sparate ai nemici. È molto potente, vi dà una mano e quindi se dovete andare a caccia questi cosi sono molto comodi. Poi nel caso più avanti sbloccherete anche le torrette e vi daranno una gran mano. Nel frattempo, scusate, andiamo anche a togliere questa cosa, perfetto, scendiamo e andiamo a recuperare quello che abbiamo ammazzato qua. Perfetto, quindi Alien Parts, Raw Meat, ok, un po' di cibo. Allora, diciamo che appunto inizialmente questo coso, il trabicolo volante, questo qua, è molto comodo per andare in giro a sparare ai nemici, fare cibo, eccetera, eccetera. Vi consentirà di muovervi molto velocemente sulla superficie del pianeta, tipo, eccoci qua, questi sono mostri aggressivi. Se vi è capitato di incontrarli, capite quanto comodo è utilizzare questo coso qua per farli fuori. Quindi, eccoci qua. Perfetto, allora scendiamo. Come stop the ship to exit the cockpit. Fammi uscire. E andiamo a recuperarci tutta la carne che possiamo da questi bestie. Ovviamente abbiamo fatto esperienza, quindi abbiamo incrementato i nostri punti esperienza nel frattempo, perché ogni cosa che facciamo, uccidiamo, costruiamo, ci aumenta i punti esperienza. Ok, lì ci sono altri nemici, ma allo stato attuale non ci interessa. Risaliamo sul nostro bel trabicolo su coso e andiamo a completare il tutorial perché vedete ci dice place additional blocks. Allora, cosa vuol dire place additional blocks? Place additional blocks fondamentalmente vuol dire che dovete aggiungere. Scusate un attimo, il volume in cuffia è un po' altino. Dicevo, place additional blocks vuol dire fondamentalmente che dovete aggiungere altri elementi al vostro trabicolo. Inizialmente pensavo che di dover aggiungere per esempio dei cubi di ferro, acciaio per irrobustire la struttura, renderlo più di qua di là, invece no. La cosa migliore per rilevare quella scritta place additional blocks è costruire cosa? Costruire un mobile constructor. Sì, perché il vostro veicolo può essere dotato di un costruttore mobile portabile che vi aiuterà e farà le veci del default constructor, quindi del costruttore iniziale che vedete piazzato lì. Allora, adesso qua sta facendo un po' di fatica a salire, non importa, raddrizziamo, c'è un tasto per raddrizzarlo, comunque io l'ho messo sul mouse, non mi ricordo quale sia sulla tastiera. Ok, vabbè, lasciamolo andare. Attenzione se finite in acqua che potrebbe essere problematico. Ok, in teoria dovrebbero poter navigare questi cosi, in pratica è una cosa un po' problematica, come vedete qui. Fanno molta fatica in acqua. Ok, eccoci qua, grazie a Dio, sono riuscito a tirarmi fuori, l'altro giorno non ero stato così fortunato, ho perso un veicolo in acqua proprio perché non ero riuscito a tirarlo, a estrarlo fuori. Comunque, ecco qua, siamo anche verso il tramonto, andiamo, oh signore, dai. Allora usciamo un attimo da di qua. Allora, eccolo qui, dai, 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 raddrizzati, raddrizzati, piazzati.
Ok, allora, eccoci qua, regoliamoci un attimo, eccolo qua, spegniamo e scendiamo. Perfetto, quindi qui abbiamo parcheggiato il coso. Allora, cosa andiamo a costruire? Un bel mobile constructor, come vi dicevo prima. Questa è una cosa molto comoda che ci consentirà di completare il tutorial. Dopo, moduli da aggiungere, questo quello, starà a voi farlo. E starà a voi perché... Oh, ham, 70 stamina. Mi dà un sacco di stamina sto coso. Vabbè, tanto produciamo salami come se non ci fosse un domani. Questo lo recuperiamo e lo mangiamo anche subito perché abbiamo un po' di fame. Andiamo a recuperare l'ossigeno prima di soffocare dentro la tuta. Perfetto. Ricarichiamo il serbatoio di ossigeno. Tanto guardate qui abbiamo anche già finito la coltivazione di un po' di frutti e cose del genere. Quindi questa cosa ci darà la possibilità anche qui ulteriormente di recuperare cibo. Abbiamo fatto già un po' di altro cibo qui, quindi via sul cibo. Ok, questo non ci serve, lo andiamo a piazzare praticamente in frigo. Perfetto, il nostro frigo molto utile. Ok, qui colpi ne abbiamo ancora. Perfetto. Allora, avrà anche finito. Perfetto, guarda, meglio di così non si poteva chiedere. Andiamo ad aggiungere anche l'ultimo modulo. Allora, come vedete è un modulo abbastanza grande e ingombrante. Dobbiamo trovare un posto dove piazzarlo. Allora adesso piazziamocelo anche qua, tanto chi se ne frega, dobbiamo solo completare praticamente il tutorial. Eccolo qui. Come vedete adesso il tutorial è stato completato, non abbiamo più istruzione e siamo lasciati liberi a noi. Eccoci qua, come vedete il mobile constructor ce l'abbiamo qua a disposizione, possiamo costruire pezzi del veicolo, altre cose, insomma tante cose utili. Possiamo anche costruire del cibo e similari, quindi questo è quello che possiamo fare all'interno del mobile constructor, cosa molto comoda e utile quando siete in esplorazione, se dovete appunto costruire qualcosa in emergenza che non avete modo di tornare alla base, se non avete modo appunto di tornare alla base. Quindi eccoci qua, detto ciò abbiamo finito di fare tutto. Eccoci qua, e quello che volevo provare era la luce del nostro piccolo dispositivo. Luce perché? Perché l'abbiamo posizionato in una posizione un po' strana, come vedete sta proprio dietro il nostro sedile, ma comunque, come vedete, illumina perfettamente davanti come se non ci fosse un domani, quindi non preoccupatevi dove la piazzate, almeno da quello che riusciamo a vedere in questo momento, funziona tranquillissimamente. Quindi eccoci qua. Adesso possiamo bulleggiarci in giro per la costruzione del nostro primo veicolo, una schifezza di 3 cubi con un mitragliatore davanti, però è comoda, ci consente di muoverci velocemente e più avanti ci consentirà anche di scavare il terreno. Perché? Perché rimuovendo questo disassemble, perfetto. Rimuovendo sta schifezza inutile, mettendo qui il serbatoio, le trivelle davanti, quando andrete a scavare automaticamente tutte le pepite finiranno nel vostro serbatoio qua dietro, quindi è una cosa assolutamente comoda e comodissima e fatela perché veramente vi semplifica tantissimo la vita nel recupero dei materiali, quindi puntate alla costruzione subito della prima trivella così automatica e quindi qua. Se volete costruire cose più complesse, evitate la costruzione direttamente in survival mode. Perché? Perché vi conviene farlo in creative mode. In creative mode non avete limiti ai blocchi, a questo, quello, quell'altro, quindi potete costruire proprio tutto quello che vi pare in un attimo. Ok, là. Tac, mangiamoci anche sti frutti e via. Dicevo, eccola. Bene, dicevo, quindi se dovete costruire veicoli complessi, fatelo in creative mode, perché lo fate lì, create il blueprint, una volta creato il blueprint ve lo importate nel survival mode e lo ricostruite pezzo per pezzo direttamente nel large constructor. Quindi cosa molto comoda, perdete meno tempo e anzi potete fare delle cose molto più carine. Io ne ho già preparato uno, no scusate non era nel tech tree ma nelle blueprint e richiede però anche questo un livello 10 ovviamente perché ha delle trivelle davanti e come vedete vabbè, c'è un piccolo screenshot qui preso, però il gioco vi mette a disposizione un sacco di cose già prefatte che potete decidere di costruire
già direttamente appunto all'interno del gioco. Quindi questo sta alla vostra fantasia, provateci perché così capite bene un attimo come funziona tutto. Dopo avete blueprint già fatte da voi o scaricabili da internet oppure costruibili direttamente nel scusate, costruibili direttamente in creative mode, quindi anche lì potete divertirvi a fare questa cosa. Quindi detto questo, il tutorial sulla costruzione del mio primo veicolo va a completarsi. Nel frattempo stavo appunto recuperando e sistemando un po' di cibo nella base. Quindi eccoci qua. Tanto altro da dire sulla costruzione dei veicoli non c'è, le meccaniche poi di costruzione sono sempre quelle. E ricordatevi appunto abitacolo, cubo di base, abitacolo, generatore e carburante, quindi serbatoio di carburante, RCS, motori, i motori sui 6 scusate, sui 3 assi per 2 e dopo quello che vi interessa, quindi ammo box, munizioni, mitragliatori, luci in tutti i moduli che potete di cui potete aver bisogno. Questo piccolo riassunto finale. Allora, l'Over Vessel vi consentirà di muovervi sulla superficie del pianeta, lo Small Vessel invece vi consentirà anche di uscire dal pianeta, quindi poter andare a vedere altri pianeti. Il Capital Vessel, la Capital Ship, vi consentirà invece... dov'era? Eccolo, no. Ah, eccola qua. Lo Small Vessel, appunto, potete fare voli interplanetari all'interno dello stesso sistema. La Capital Ship vi consentirà di andare tra un sistema e l'altro, a patto che abbiate trovato i materiali sufficienti per eseguire il salto nell'iperspazio. Quindi questa è una piccola preview di quello che saranno i veicoli futuri. Altro da dire non ce n'è, quindi questa mini guida sul mio primo veicolo va a concludersi. E Virus101 vi ringrazia per l'attenzione, per la pazienza, per tutto quanto, per aver visto il video, per chi appunto l'ha visto, quindi grazie davvero a tutti, grazie per il supporto al canale e grazie a tutti i ragazzi della Fibonacci Corp di Elite che mi seguono e mi supportano sempre, quindi un grazie enorme anche a loro e quindi niente, basta, appunto, i ringraziamenti sono finiti, commenti, suggerimenti, idee, lasciateli pure nei commenti sotto, ci vediamo al prossimo video, Virus101, Transmission Out.